Buonasera a tutti signori, bentrovati, buonasera al nostro pubblico presente. L'applauso lo potete fare, non siate timidi, poi sembra che io sia da solo e non è vero. Buonasera a voi, dicevo, che siete qui presenti a questo evento e anche al pubblico a casa che ci segue tramite i canali di Veneto Globe. Questa è la quarta puntata, il quarto appuntamento di Parole in un bicchiere, questa rassegna letteraria creata, ideata e portata avanti dalla Proloco di San Pietro di Feletto, alla quale io farei già un ringraziamento e un altro vostro applauso doveroso e importante. Bene, ci troviamo qui stasera, abbiamo un altro ospite che vi introdurrò tra poco, ma siete più preparati di me sicuramente. Ma dato che siamo ospiti di una cantina, e dire cantina forse è un po' riduttivo, ma siamo qui al Colle, io vorrei invitare una delle sostenitrici, una di quelle che portano avanti questa lunga generazione di viticoltori, e quindi Sara Ceschin, so che è qui insieme a noi, prego, accomodati, vieni. Tu sei una delle figlie, delle nipoti. Sei già diventata titolare. Allora io non dico più niente, lascio parlare lei che mi sa che ne sa un po' di più. Sara, a te il microfono. Grazie mille Riccardo. Buonasera a tutti, grazie infinite per essere qui oggi, per essere qui questa sera. Volevo fare solo due parole ringraziandovi e dicendovi che più tardi facciamo un piccolo assaggio anche del prodotto, così sentite anche, non solo rimanete qui con noi un paio di ore, ecco, diciamo, ma sentite anche quelle che sono poi i prodotti che noi facciamo. Come diceva Riccardo, io sono Sara. Sono titolare insieme ai miei fratelli e alla mamma dell'azienda dal 2019 e portiamo avanti il territorio, portiamo avanti questa passione nata dal papà e adesso la portiamo avanti noi con tanto amore comunque. Quindi... Buona serata a tutti quanti, buona serata ragazzi. La assaggeremo questa passione prima di andare via. Grazie Sara. Allora entriamo nel vivo di questo evento, di questa serata. Io ringrazio subito Sonia Ceschin. È un cognome che si sente piuttosto spesso da queste parti. Siamo tanti. Siete in tanti, però va bene così. Sonia è colei che porta avanti questo evento, l'abbiamo detto, è stato ideato dalla Proloco e tu sei parte integrante, anzi colei che riesce a gestire queste serate in maniera ottimale. Infatti io tra pochissimo vado via e lascio tutto lo spazio a lei. Ma c'è il nostro super ospite. Buonasera. Buonasera Massimo, Grazie, Michele. grazie per ecco, io ho già fatto la mia gaffa, hai visto? Buonasera Michele. Avevi studiato poco. Però. Ho studiato pochissimo, anche se giustamente Sonia mi prepara tantissimo perché io ho dei papiri meravigliosi, io studio poco e poi mi perdo. Michele Benetello invece, il nostro ospite di questa sera, io ve lo introduco brevemente dicendovi che è un trevigiano, quindi quasi nostro conterraneo possiamo dire, nato nell'anno, attenzione, in cui i Beatles si esibirono al Vigorelli. Qui farei già un'indagine, quasi. Scremiamo già un po' di... Scremiamo un po' di persone. Lo sapete che anno era? No, non lo diciamo però. Ma puoi dirlo. Chi ha detto? 65, l'abbiamo L'applauso indovinato subito, bene. Michele divide la sua vita fra libri e musica, mantenendosi con un lavoro da colletto bianco che mal si coniuga con la sua indole schiva e dissacrante. Ha militato per 10 anni nei Temple Beat, gruppo che negli anni 90 acquisì notevole rilevanza in tutta Europa. Li abbiamo visti su MTV, Video Music, anche in Rai e poi anche Popcom Festival. Sì. Successivamente si è dedicato alla scrittura collaborando con riviste musicali e qui troviamo Dynamo, Il Mucchio Selvaggio e Mucchio Extra. E alcuni blog come Sniffing Glucose, io con l'inglese vado malissimo, ma ditemi che sono bravo, grazie, e la linea Mason Dixon, sviluppando parallelamente l'attività di DJ e remixer con alcune uscite internazionali. Accumula vinile e poi c'è una cosa particolare, tu hai, mi dicono, una collezione di calzini da fare invidia a un dandy. È vera questa cosa? È vera. Oggi sei abbastanza sobrio oggi però. Quelli di David Bowie, 1973, anche i d'ori. Quindi sobrio per niente, 73 anzi. in onore a me. Bene, ma stasera siamo qui per presentare il libro che vedete qui sul nostro tavolino. Io lo pronuncio all'italiana. Devi pronunciarlo all'italiano. Lo pronuncerò all'italiana, poi ne parlate voi. Maida Vale, il suo primo romanzo. Michele Benetello. Grazie mille, grazie a voi. Buon ascolto a voi.
E buona chiacchierata a Sonia e Michele. Grazie A più mille, tardi. Grazie. Vai. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice, standing, stretching every nerve. I had to listen, had no choice. I did not believe the information, just had to trust imagination. My heart goes in a boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. In silence I resigned. My friend will think I was a nut, turning water into wine. Open door will soon be shut. So I went from day to day, till my life was in a rut. Till I thought out what I say, connection I should keep. I was feeling part of the scenery. I walked right out of the scenery. My heart goes in a boom, boom, boom. Hey, he said, grab your things, I've come to take you home. Yeah, home. Grazie. Bravi. Devo pisciare di nuovo. Fingo una falsa simpatia, una noncuranza che sa di naftalina e tarme lontano un miglio. 8 anni sono lunghi se li metti in fila, un domino con le rughe, una generazione, un verme che cammina piano e scava, scava, scava. Non ho più toccato una donna da allora, tolto un piccolo errore di 2 settimane con una tipa, trovata a un corso di yoga. Sì, frequento corsi di yoga. Mi pare di aver cambiato vita con lo yoga. Non mi interessa se non è vero. Non deve essere sempre tutto vero. Si vive anche di fumetti e proiezioni. Si vive di false griffe, di finti sentimenti, di patti narrativi dai quali svegliarsi a finito. Come la pensione, che mi sfugge anno dopo anno. Si vive di finzioni e più sono vacue, più sono funzionali. Vado a yoga e sono uno dei 3 uomini che frequentano i corsi. Il resto è formato da una marea di donne di qualsiasi età. Mi sono intrippato con questa fregnaccia 4 anni fa, manco so perché, e credo di non riuscire nemmeno a tenere la posizione del loto, l'ABC proprio. Davvero, non so perché ho fatto una scelta simile, non lo ricordo. Ricordo però un opuscolo del comune riguardante le attività annuali per gli anziani, nel quale lo si pubblicizzava in corpo 48. Volevo farmi una risata amara con soli 50 euro al mese e mi sono stupito scoprendo quante opportunità avessero i vecchi, dalle gare di bocce
alle vacanze estive e invernali, dai corsi di pittura alla ginnastica posturale, dalle mostre a Palazzo Grassi ai mercatini di Natale dell'Alto Adige, convenzioni assurde con palestre, saune, studi medici, asili, cioè voglio dire asili, e poi biblioteche, musei. Ti credo che a una certa età si diventa promiscui. È tutta una sequela di occasioni, vecchi che scoprono vecchie, che si sentono giovani. In ogni caso, ho sempre pensato che non ci fosse nulla di più lontano da me dello yoga. C'erano più probabilità che mi iscrivessi a un corso di cucito, ma visto che dalle mie parti si suol dire che dove non si vuole andare ci si finisce di corsa, è successo. E qualche beneficio addosso lo porto, sebbene per me sia tuttora impossibile aggrovigliare le gambe come fanno quelle 4 pazze dei leggings snodabili. Al massimo ci metto in equilibrio una birra, schiuma compresa. Mi fermo al bar del Circolo Anziani a farmi l'amaro e poi entro. «Sei una causa persa», dice l'istruttrice, una con un nome indiano ma che si chiama Bertilla o simile. Infatti io la chiamo Bertilla, facendola incazzare. Vuole essere chiamata Deva, lei, Deva, diva. Amica, cala le lucce, please. Se ci penso sei tutto chiacchiere, paciuli, prana, tattva e tutte quelle cose astruse. Non hai percezioni extrasensoriali, non vedi l'aura di nessuno. E tutte quelle sciocchezze sul destino, l'alimentazione, i tarocchi e i chakra sono emerite stronzate. Hai solo bisogno di un uomo come si deve, come tutte, senza tanto sputare parole difficili. Upanishad, Shamadi, Sutra, Brahmarkarya, che sembrano nomi di medicine. Parole sbattute a caso durante ogni lezione, tanto nessuno di noi potrebbe mai contraddirla. Potrebbero essere un piatto tipico locale o il titolo di un film di Bollywood. Orrore a Brahmarkarya, tipo. Lo yoga, Cristo santo. Non mi ci vedo nemmeno io in quel ricettacolo di gridolini e profumi, con i calzini colorati di lana e le magliette dei succhi di frutta. Arrivo scazzato, do un'occhiata annoiata, fischietto qualcosa per innervosire Bertilla. Spesso rimango sulla porta con un ghigno e una tuta vecchia di 10 anni con la pubblicità della ditta del mio caldaista. Spendono tutti centinaia di euro per una divisa adatta, che sappia d'incenso e sia forgiata con cotoni biologici raccolti a 6.000 metri tra gli alpaca. Io una sera sono arrivato in pigiama di flanella, sbronzo come un Jeffrey Lebowski qualsiasi. Una cosa però l'ho imparata. Non serve seguire tutti i salamelecchi di Bertilla e attorcigliarsi come le bisce col tetano. Basta respirare e guardarsi attorno, senza pensare a nulla. Questo è il segreto. Lo yoga è una di quelle cose nelle quali ti ci trovi in mezzo, quasi ridendo, giusto per provarci e raccontare agli amici che razza di gente ci sia in giro. 50 euro al mese tra libri per bambini e grandi classici della letteratura, rotolandosi vicino a un'edizione dei Viaggi di Gulliver o di Moby Dick. 4 anni e altrettanti corsi, 2 copule vegane e dentifricio usato come detergente intimo, media inglese da retrocessione. Tattva, Acinta, Beda, Tattva. Buonasera a tutti. Allora, anche questa sera, come domenica, mi trovo a presentare, oltre a un bravo scrittore, un amico. E siamo diventati amici grazie a questo libro. Allora, noi abbiamo un'amica in comune, che si chiama Virna Condotta, che doveva essere qui questa sera, ma giustamente il marito, dopo 30 anni, le ha fatto la sorpresa del weekend romantico stasera. Non so quanto sia una sorpresa a sto punto, perché gli ha fatto un dispiacere. Sì, infatti, il bello è che lei appunto ha detto, cioè in 30 anni la prima volta mi fa la sorpresa, io volevo venire là, vabbè, comunque ti vogliamo bene Virna, ovunque tu sia, divertiti tanto. Esatto. Comunque Virna, tra l'altro, ha un ruolo molto importante in questo libro, perché se questo libro esiste, dobbiamo ringraziare anche Virna. Dobbiamo ringraziare, Virna. io devo ringraziare le donne. Le donne, infatti. Io devo ringraziare le donne.
Che il protagonista del libro giochi a fare l'orso, il misantropo, il misogino, io devo ringraziare le donne, Virna, Anna, Bruna, che sono state la triade che ha permesso e fatto in modo che questo libro venisse pubblicato. Perché Virna è una persona che adora i libri e spesso nel suo profilo Facebook consiglia i libri. Quindi lei l'ha consigliato e io già ci avevo pensato. Poi c'è stato un autore che sarà nostro ospite il prossimo anno, François Morlupi, a cui Virna ha regalato questo libro. Lui è uno scrittore di noir, eppure l'ha letto e ha detto: ragazzi, è un libro che vale, Maida vale. E quindi, quando l'ha detto anche lui, che scrive molto bene, me lo sono procurato. Me lo sono letto in una domenica mattina, ho chiamato il supremo capo della Proloco e gli ho detto: si aggiunge una data, perché noi eravamo partiti come l'anno scorso con 6 date e quando ho visto questo libro ho detto no, ci vuole una data in più. E quindi abbiamo deciso di inserire anche questo libro. Questo libro, che genere è? Ecco. La domanda che Mi non trovo volevi. in mezzo a una rassegna di nomi di peso della letteratura italiana e soprattutto di gialli. Questo non è un giallo, anche se, non mi ricordo chi l'ha detto, tutti i romanzi sono o di mistero o d'amore. Esatto. Quindi voglio dire, di là non si scappa. C'è un mistero, c'è un sentimento e si sviluppano uno attaccato all'altro per tutta una serie di conseguenze, di casi, eccetera, eccetera. Beh, un mistero c'è. C'è un mistero, non è un giallo, ma c'è un mistero Il nome del che potrebbe protagonista. essere risolto subito, ma il protagonista rifiuta, come rifiuta molte altre cose della vita. Però il mistero è il nome del protagonista. Cioè, quello è un altro mistero, sì. Cioè voi vi accorgete a 3/4 del libro che non viene mai fatto il nome del protagonista. E questo potrebbe anche avere un significato, perché questo protagonista potrebbe essere ognuno di noi. In quanto questo libro è una storia d'amore, è una storia di passione, Sui generis, sì. è una storia di sentimenti, perché qui non si parla solo d'amore, si parla anche di amicizia, ed è un romanzo di, diciamo, formazione, nel senso che il protagonista è abbastanza maturo, ha una certa età. No, è un vecchio. Ma dai, cattivo, non si dice. Siamo diversamente giovani, come Sì. dice mia comare. Io mi posso permettere di usare quel termine perché faccio parte della categoria, solo per questo, altrimenti Solo sarebbe per il fatto politicamente scorrettissimo. Perché gira con la borsa con dentro le medicine. Beh, è vero, sì. Infatti Morgana oggi diceva, gira con le medicine perché è anziano. Vabbè, È la voce della verità, dell'innocenza. però praticamente questa persona ha tra i 55 e i 60 anni, Sì, può essere, esatto, sì. e in questo range di età. libro fa un percorso di crescita, di maturazione, che forse non aveva mai fatto fino a quel E momento. che non voleva fare. E che non voleva soprattutto fare. Non voleva fare. Perché quello che io ho notato di questo personaggio è che lui ha un modo un po' difficile di relazionarsi con chi gli sta attorno e alla fine forse riesce a relazionarsi veramente solo con il nipote a un certo punto, che è un ragazzo giovane. Perché? Perché va a istinto. E Perché si rivede. E si rivede in lui. E c'è una cosa importante però nella sua vita che è il suo gruppo di amici. Quindi cosa fanno loro ogni anno? Loro ogni anno, quando hanno incominciato a capire che non erano più dei ragazzi, ogni anno si prendono un weekend e salgono in macchina di Simone, che è quello con più possibilità economiche dei 5, è un poker di amici, e un anno sono andati a Londra, un anno vanno a Amsterdam, un anno vanno a Parigi. Quest'anno prendono la macchina e vanno a Monaco all'Oktoberfest. Siccome è un gruppo di amici molto eterogenei, con ognuno le loro peculiarità, le proprie peculiarità, si fermano all'autogrill sul Brennero. E quando si fermano all'autogrill succede un fattaccio, nel senso, il protagonista, sempre con la sua aria torva, chiusa, non voleva andare, no, non voglio scendere, dai, siamo appena partiti, eccetera, eccetera, sbatte addosso una donna, riconosce una donna che era quella che 8 anni prima era scappata improvvisamente durante la loro relazione. Dalla sera alla mattina non l'ha più trovata, lasciandogli un certo trauma addosso. Forse anche da questo si capisce il modo di relazionarsi con le persone. fatto che Si è sia chiuso chiuso. dentro il suo cerchio magico di amici. E da lì parte tutta una storia, perché la seconda opportunità nella vita va colta oppure no? E questo è lo snodo, è la Si deve domanda. dare una seconda possibilità a un amore che magari è finito male la prima volta? Io posso rispondere per me, ma non lo farò.
E io non ti chiederò. Ognuno di noi prende la risposta Bisogna che trova avere più... il coraggio di tentare o la saggezza di lasciar perdere perché se una cosa non ha funzionato una volta perché dovrebbe funzionare la seconda? Guarda, io la metto sempre con un po' di ironia. Io dico che la tua pancia ti fa sempre capire che stai facendo una cazzata. Però le cazzate sono belle. Poi le paghi, per carità, però sono belle. Un po' come la cioccolata quando non puoi mangiarla, queste cose qua. Perché la cioccolata ti dà le stesse si poteva sensazioni. dire. Cazzata si poteva. Sì, ma ok. possiamo dire tutto, tanto al massimo ci tagliano poi. Ok. Loro non dicono a nessuno cosa abbiamo detto e siamo a posto. Come il cioccolato scatena nelle persone gli stessi ormoni che scatena l'amore, per cui fa danni solo sul culo, È ragazzi. per quello che non riesco a mangiarlo allora il cioccolato. Perché tu sei restio all'amore. Io sono restio ai dolci. Esatto, quindi anche all'amore sei restio. Ti piace guardare altre cose? Sì, no, ma... guarda, adesso non sono un voyeur, nel senso, cioè, spiegagliela... No, non glielo spiego. No, non spiegargliela. Non spieghiamo perché praticamente noi quando No, contattiamo spieghiamo, i vari autori decidiamo anche di farli stare bene quando ci vengono a trovare, perché così otteniamo l'effetto che tutti ci dicono vogliamo tornare ancora. E quindi ognuno ha la cosa che ama, quindi non so, c'è per esempio la storica dell'arte che vuole andare a vedere la chiesa, c'è l'autore romano che quando arriva qua si strafoga il prosecco perché quello che vendono a Roma... Fai la domanda, Sonia. dai. Quello che vendono a Roma è buono solo per lavarsi i piedi, e poi c'è uno che ti dice a me piacciono le... A voi uomini cos'è che piace? Beh, ci sono due correnti di pensiero. Se Due. chiedi, Dai, su, non siate ce n'è una, timidi. c'è il polo sud e il polo nord. Lui ama le colline rotonde, diciamola così, e quindi quando gli abbiamo detto vieni da noi, fa sì, guarda, a me basta che mi diate un posto tranquillo dove nessuno mi rompe le scatole e mi facciate vedere le colline rotonde, al che abbiamo precettato qualcuno che mostrasse le colline rotonde. La sta romanzando, ma non è proprio così, è un po' più blanda la storia. No, questa qui è non vietata ai minori di 18, messa così. Comunque, la parte bella di questo libro, tra l'altro, è che è un libro che si può ascoltare. Nel senso che qui abbiamo un personaggio che fa finta di essere un bancario senza scrivania. Ed è vero. Che praticamente ha l'ufficio Io in sono auto. partita IVA che giro con l'auto di qua e di là. Esatto, e soffro profondamente il fatto che non ho manco una scrivania. Però lui è una persona che di musica ne capisce. Anche per questo gli abbiamo messo accanto questa sera Giacomo. E questo libro, alla fine, se voi andate a vedere, c'è praticamente la lista delle canzoni che voi potete trovare su Spotify per ascoltarlo, per inquadrandolo, per ascoltarle durante la lettura, e di ognuna c'è anche il significato. Non sono messi a caso. Non sono messe a caso. La musica è stata scelta accuratamente e spesso è nata prima la musica che il capitolo, perché è funzionale alla canzone. Anche perché questo libro si basa su 3 canzoni. La prima l'abbiamo sentita e poi ce ne sono altre 2. Questa gliel'ho fatta aggiungere perché io e Giacomo ci siamo sentiti. Sì, beh, sono E per diventati me, fatto Salisbury comunella Hill loro due. Salisbury Hill di Peter Gabriel, oltre ad essere un capolavoro, ha un testo che fa capire quando lui è uscito dai Genesis. Adesso non vorrei fare una lezione di critica musicale. Fai! Quando Gabriel è uscito dai Genesis, tutti dissero stai facendo Una cazzata? una sciocchezza immane, perché un gruppo afferma, lui voleva progredire. E qui spiega un po', prendi le tue cose che ti riporto a casa, figlio, prendi le tue cose che ti riporto a casa. È molto biblica, però c'è la storia della sua vita, di quel momento della sua vita, allora l'abbiamo scelta. Le 3 canzoni sono, 2 le sentiamo dopo, 2 le sentiamo. Una è Sunday Morning dei Velvet Underground, penso che metà del secolo scorso poggi su quei 3 minuti di musica, l'abbiamo sentita tutti, perché la usano anche nelle pubblicità non sapendo cosa sottende quella canzone. Al manager Somehow dei Menswear, che non la sentiamo, ma io dico sempre il giovane Holden del pop inglese, e Speak to Me Someone dei Gin, che è la canzone dalla quale è partito tutto. Io sono partito da Speak to Me Someone dei Gin, ho detto vabbè, scrivo qualcosa, e poi sono uscite 450 pagine e 150 me le hanno tagliate. Sì, perché perché era pieno donne... di canzoni, era troppo ridondante, di
di canzoni. Quando hai cominciato a scrivere questo libro? Luglio 2016, E l'hai finito? ottobre 2016. E poi però l'hai messo Poi- in mano... No, poi l'ho lasciato là. L'hai lasciato là. Poi lui è praticamente collega di lavoro di Virna, e Virna è un mostro della lettura. E poi c'è stata lei e Anna Anna ha organizzato, in collaborazione con Carta Carbone a Treviso, in libreria Canova, Anna Agnoletti, tra l'altro, perché non va citato nome e cognome, hanno organizzato una presentazione di un libro di canzoni, le canzoni che ti salvano la vita. Avevo partecipato anch'io, non a quel volume, ma al blog, e quella sera c'era Bruna tra il pubblico e da lì è partita una storia di amicizia e anche di collaborazione e di lavoro, Perché insomma. si sono resi conto che quando lui ha letto il suo racconto è calato il silenzio e sono rimasti tutti a bocca aperta e quindi hanno detto il ragazzo ha stoffa. Ed è vero, Grazie per ragazzo. fra noi giovani, diversamente giovani. Perché questo libro ha un ritmo sincopato, si sente che lui comunque vive di musica, tu cominci a leggerlo e non riesci più a smettere. Io me lo sono letto in una mattina perché non riesci a fermarti. Cioè la storia ti prende, vai avanti, tu segui tutte le vie che percorre il Mr. X, per lo chiamiamo Mr. X. Noi lo chiamavamo, mentre ci stavamo lavorando, abbiamo incominciato a chiamarlo Mr. X. Una cosa, è ambientato dalle nostre parti, quindi potreste immaginare Conegliano, Oderzo, Treviso, Castelfranco, è ambientato nel tempo, nel luogo e nelle condizioni climatiche di questa parte del Veneto. Quindi può essere qualsiasi dei nostri paesi. Infatti si riconoscono le nostre abitudini, il fatto di stare al bar a guardare le ragazze che passano. La nebbia, che per me è importantissima, senza che la ce nebbia... l'avete più voi che siete giù, noi qua ne abbiamo un po' meno, Senza la per nebbia fortuna. siamo dei... E lui quindi reincontra Elisa, reincontra Elisa, che è comunque una persona totalmente diversa rispetto a lui. Tu odi lei? La odi? Sì, non mi piace Elisa, non mi piace Elisa. Forse perché io mi riconosco più in lui, ma perché io comunque mi riconosco sempre di più nei personaggi maschili, perché sono un maschietto mancato. E praticamente fra loro c'è differenza d'età, differenza di ceto sociale. Lui ha il doppio dei suoi anni e metà del saldo del conto corrente Che è lei. che ha lei, quindi... Poi quando tu cominci a leggere il libro, perché poi noi non possiamo spoilerare tanto, perché altrimenti poi non lo leggono, all'inizio magari simpatizzi anche un po' per lei, perché lui effettivamente ha un osso duro, nel senso che lei prende e sparisce, riappare nella sua vita, però lei quando è sparita gli ha scritto una lettera. Sì. Una lettera che lui ha tenuto sul comodino senza aprirla per 8 anni. E la cosa che lei non va giù è il fatto di essere stata ignorata, cioè è lei che ha preso e si è data. Però gli ha scritto questa lettera dove in teoria gli spiegava i motivi, non si sa perché la lettera qualcosa contiene quella lettera. Lui, probabilmente, come dicevo prima, la vostra pancia vi fa capire che non ha voluto aprirla per la solita viltà di vivere, per essere chiuso nel suo piccolo cerchio con gli amici, eccetera, eccetera, e perché sapeva che se l'avesse aperta sarebbe cambiata ancora una volta la sua vita, in un modo o nell'altro, ma sarebbe cambiata. Quindi l'unica è tenere lontano qualsiasi problema. Perché lui finora ha, diciamo, come diceva Oscar Wilde, vivere è la cosa più rara al mondo, la maggior parte della gente esiste e nulla più. Perché vivere comporta rischiare, soffrire, stare male, essere immensamente felice e poi magari pagarlo anche. Quindi lui, che comunque è stato felice, si è lasciato andare con Elisa, che poi è scomparsa da un giorno all'altro, perché comunque la loro era una passione forte, almeno per lui era una grande passione, decide quindi di entrare praticamente nel club degli amici della prostata, perché comincia a seguire i corsi degli anziani, queste cose qui, decide praticamente di nascondersi, di non vivere, ma semplicemente di esistere. Quando lei torna, invece, lei ha voglia di vivere. E questo gli provoca dove non vuoi andare. Toga Gorer. Esatto. Lui frena con le scarpe in autostrada a 140 all'ora, ma c'è qualcosa di più forte che lo porta verso questa donna, perché c'è stata una frattura. Lui prova a resistere in tutti i modi, a cercare di tenerla lontana, ma non ce la fa, perché il cuore è quel muscolo che
purtroppo se cade per terra è uno Swarovski. E perché i sentimenti non hanno niente a che fare con la ragione, perché altrimenti sarebbe facile. Sarebbe perfetta. Sarebbe perfetta. Forse un po' noiosa, perché Sì, io sono molto dell'idea noiosa, che la molto perfezione è noiosa. Io sono per i personaggi perfettamente imperfetti. Infatti probabilmente non sarò mai completamente felice nella vita per questo. Comunque, direi di ascoltare l'altra canzone, perché i due, comunque, perché Elisa è comunque un personaggio caparbio, quando vuole qualcosa, anche grazie, Anche viziata, diciamo. lei è abituata che quello che vuole ottiene. E intanto non riesce a sopportare il fatto che lui l'abbia ignorata, ignorando la sua lettera. E questa cosa proprio non le va giù. E inoltre, come un po' anche tutte le donne, la sfida di riconquistare, di riprendersi ciò che comunque era suo. Poi diventa un gioco mortale, vizioso, chiamiamolo come volete. Anche se poi c'è un momento, perché in fondo fra i due, poi io sarò romantica, fra i due il sentimento c'è. C'è sicuramente, in due modi diversi, ma c'è. Due modi diversi proprio per ceto, per censo e per età. E c'è un momento in cui si trovano nudi uno davanti all'altra, non solo perché sono stati a letto assieme e hanno fatto l'amore, ma perché sono in quel momento dopo dove uno si lascia magari un po' andare. E quindi adesso ci ascoltiamo una delle canzoni su cui si regge Maida Vale, che poi vi spieghiamo cos'è, e poi ascoltiamo il dialogo fra Elisa e Mr. X. Il dialogo è importante, quel dialogo. Vai Giacomo. Restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just a wasted year, so close behind. Watch out, it was behind you. There's always someone around who will call. There's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't wanna. Early dawning, Sunday morning. It's all the street you crossed not so long ago. Watch out, what's behind you? There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. There's nothing at all. Sunday morning, Sunday morning, Sunday. Stesi sul letto, la testa sul cuscino, continuiamo a bisbigliarci cose minuscole e maiuscole su come eravamo, su come siamo adesso.
Sembriamo due chimici intenti a combinare molecole per un nuovo farmaco, quello che dovrebbe ricucire il taglio temporale che ci ha separati. Rilassati ma vigili e sempre bardati di tutto punto per non inalare qualche sostanza benefica e non farsi contaminare dall'esterno. Visti i pregressi, è un attimo riaprire cicatrici anziché chiuderle. Un lupo. Sì, un lupo che si trasforma in un orso talvolta. Mi fai più paura quando sei lupo. Dall'orso che c'è in te ho imparato a difendermi tempo fa. Belli i lupi, mi piacciono. Ne hai mai visto uno dal vivo? No, non ho mai avuto una grande dimestichezza con loro. Io non ce l'ho con gli umani, quindi siamo pari. Perché proprio un lupo? Io non ne so nulla, a parte che è sempre stato il cattivo nelle favole. Il lupo è una società perfetta. Si basta ma si integra alla bisogna. Siamo noi ad averlo associato al male. E sai perché? No, non lo so. Perché eravamo invidiosi della sua fierezza, della sua eleganza e del suo essere sfuggente e inafferrabile, frustrati dalla nostra difficoltà nell'addomesticarlo. Per quello abbiamo creato i cani, la loro versione casalinga. Il lupo sceglie la morte senza paura, è più fiero dell'orso. L'orso è uno stupido plantigrado, solitario finché si vuole, ma sciocco nel suo fisico impacciato. Il lupo no, il lupo è un re bello, nobile, con una società perfettamente organizzata, cose che noi ci sogniamo. Ti annoio? No, figurati. Avvicinati e continua. Ti è mai capitato di osservarne un branco, anche solo in televisione? La loro struttura gerarchica, il loro altezzoso avanzare tra le montagne. Ti mozzano il fiato. Gli occhi asciutti e gelidi, l'eleganza sinuosa, gli ordini impartiti a valanga dal capobranco ed eseguiti dai subordinati come se fossero uno stormo di uccelli. Tutto perfetto, tutto nemmeno lontanamente immaginabile per noi caotici e meschini esseri umani. Come fai a sapere tutte queste cose sui lupi? Te l'ho detto, mi piacciono. Quanto è stato denigrato per secoli. Pensa solo alle stupide frasi fatte. Crepi il lupo, tempo da lupi. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Quante cazzate. Il lupo mannaro. Quanta invidia, quanta meschina irriconoscenza. Sentirlo ululare dall'alto di un precipizio è un'esperienza ultraterrena. Osservarne il muso triangolare, la geometria perfetta di un corpo proteso verso il cielo, quei puri fasci di muscoli delle loro zampe, che sembrano attaccati al corpo per miracolo, ma possono inseguirti per una settimana senza mai stancarsi, perché il lupo non molla mai e se lo fa non si vergogna. È caparbio, è tenace. Tu sei un lupo? No, Elisa. Mi spiace, ma non lo sono. Mi piacerebbe tanto, però. Ho ben presente come dovrebbe essere il vero uomo, il contraltare del lupo, il suo fisico asciutto, la sua mascella scarna e la saggezza silenziosa. No, non lo sono, mi spiace. Stavi parlando, scusa, ti ho interrotto. Non importa, possiamo parlare d'altro se vuoi. No, voglio sapere tutto sui lupi. Fuori c'è ancora un po' di neve, così mi faccio un sacco di film. I lupi combattono solo in casi estremi. Il resto è un infinito di grignare di denti e rizzare il pelo. Si capiscono così. La violenza è una percentuale infinitesimale della loro esistenza. Non sono qui a farti l'elegia di un canide peloso dai denti aguzzi, anche perché spesso, se abbandonati o rifiutati dal branco, diventano cannibali, ma non mi sembra molto diverso da 1000 aberrazioni degli umani. La loro è sopravvivenza, dopo tutto. E a me piace la gente che lotta da sola per sopravvivere. Quindi qui loro due sono sinceri l'uno con l'altro, lei cerca di capire chi sia lui. E lui la metafora del lupo, che è ovviamente una metafora.
perché poi ho scoperto che lui è uno dei pochi che ha letto uno dei libri che io amo di più in assoluto, e adesso faccio quello che non si dovrebbe fare alle presentazioni, citare un altro autore, però lo faccio. Citi un libro pazzesco. Il lupo e il filosofo di Mark Rowlands. Io dico che è un libro che tutti dovrebbero leggerselo una volta nella vita, perché è un trattato di filosofia per tutti e racconta perfettamente la figura del lupo. È una storia vera, peraltro, questa, Sì. cioè, non è un romanzo, cioè lui ha cresciuto un lupo. Un lupo, Brenin, per 11 anni. Sì. Infatti, quando io ho letto questo libro, visto che considero il lupo e il filosofo la mia Bibbia di vita, ce l'ho trovato qua dentro, e poi quando abbiamo cominciato a chiacchierare, che adesso chiacchieriamo tutti i giorni. Allora, lei chiacchiera, io annuisco, ho fatto Non è vero, mi cerco segno un sacco di cose. Un giorno ero a casa, mia figlia fa 57 messaggi su Messenger tra te e Benetello. Chiacchieriamo. Quindi non è che non chiacchieri anche tu. Tu a forza di stare in mezzo alle donne hai cominciato a chiacchierare come noi. Può darsi. E qui dentro si ritrova la filosofia di Roland, di come dovrebbe essere il lupo. Poi il nostro Mr. X forse non arriva a essere come il lupo. No, allora lui punta poi alla fine, l'ultima frase è: a me piace la gente che lotta per sopravvivere, perché lui sta lottando per sopravvivere, emotivamente, non fisicamente, emotivamente lui sta cercando di sopravvivere a questa cosa che è arrivata a scardinargli l'esistenza, che lui si era perfettamente instradato su dei binari Perché sa che è a sua pericolosa, immagine e somiglianza. però gli piace tanto. Cosa, scusami? Questa cosa, lui sente che è pericolosa. Lui lo sa che è pericolosa, come è stato pericoloso, e non vuole ripetere la sofferenza di 8 anni prima. Però non riesce a rinunciarci. Non riesce a rinunciarci per tutta una serie di motivi. E quindi piano piano rinuncia al suo vivere costantemente in difesa e comincia a lasciarsi andare. E questo diventa un errore. Vuoi il mio punto di Sì. vista? Dal lettore? Da lettore. Allora, Poi siccome ti io do so il mio. come va a finire, è Anch'io. ovvio che è un errore. È un errore. Non so se nella vita sia meglio un rimorso, un rimpianto. Un rimorso. Dipende da che scelta devi fare, tanto poi puoi dirlo a posteriori, no? E quindi puoi scegliere se era meglio un rimorso o un rimpianto. Però Io sono dell'idea che bisogna sempre domandarsi se ne vale la pena. allora, in questo caso per lui ne vale la pena, se no Sì. il libro sarebbe stato di 72 pagine, mettevo solo le canzoni e fine. Infatti, sì, perché in fondo, cioè, lui vive praticamente un po' ai margini, cercando di non soffrire, diciamo che appunto esiste e non vive, e poi decide appunto di vivere. Non è che decide, è lei che gli instilla della luce. Diciamo che non può rifiutarsi di vivere. Lui capisce che è una bella cosa, nonostante la cassaforte emotiva che si è creato attorno, lui capisce che è una bella cosa. Cioè, se gli ultimi colpi, detta proprio colpi di vita, non in maniera, non era carnale la mia uscita. Se gli ultimi colpi, perché devo precludermi sta cosa che so che mi farà male, ma nel frattempo vivo. Perché comunque anche rinunciarci gli farebbe comunque male, perché lui comunque si è messo in stand-by 8 anni dopo che lei se n'è andata, quindi ha sofferto la sua assenza. A questo punto rischia la sua presenza. Sì, se non dava dentro in autogrill era perfetto. Sì, se non si ferma, ma è la prostata che vi frega una certa prostata. età, perché No, altrimenti era sarebbero veramente- arrivati su dritti sì. all'Oktoberfest, no? Sì. E poi praticamente alla fine sembra che loro raggiungano un equilibrio, cominci la loro storia e tutto, e poi è lì che lei mi diventa antipatica. Però Sì. questo non possiamo svelarlo. Non si parla solo comunque non è l'Iala. No, per niente, perché qui è molto un'altra cinico. cosa molto bella Ironico più che è il cinico. rapporto fra gli amici, cioè tra lui e il suo migliore amico, che è comunque un personaggio un po' particolare, Simone, che comunque lo esorta a vivere, perché lui lo fa. Lui molla vive la per, famiglia. Simone vive per tutti e due. Infatti. Vive per tutti e 5 Simone. Simone non esistono i rimpianti, non esistono nemmeno i rimorsi. Simone è proprio l'altra parte dello spettro umano rispetto a Mr. X. Io Sono voglio, proprio io prendo. Sono i due cavi, i due jack dello spettro delle emozioni umane.
Purtroppo, per fortuna, si incastrano perfettamente, ma sono due persone completamente diverse. Uno usa le persone, le compra, proprio anche le compra, fa quello che vuole, passa sopra alla gente, non si cura di moglie, figli, eccetera, eccetera. Non ha nessuna morale, è una persona immorale, ma è talmente immorale che non può non diventarti a tratti simpatico. L'altro è un chierico ormai, un chierico laico Ma praticamente. anche perché non è un personaggio, a mio parere, parlo da lettrice, Simone non è un personaggio negativo, perché comunque Simone vuole bene a Mr. X. Cioè lui della sua vita fa un po' di casino, appunto, prende, fa, però Il comunque... vero sentimento non è tra Elisa e Mr. X. Le tre cose che mi piacerebbe sottolineare del libro è che il vero sentimento, ma nella maniera più aulica possibile, è tra Simone e Mr. X. E l'altro vero protagonista del libro è il tempo che scorre e che si ripresenta in circolo. Il tempo e l'amicizia tra loro due, secondo me, è la chiave un po' di volta del libro. Più, ovviamente, per invogliare il lettore, eccetera, ci vuole uomo-donna, il mistero. Anche perché Simone credo sia l'unico cardine della vita di Mr. X, l'unica sicurezza. È l'unico che può dirgli qualcosa. E che lui, anche se poi fa finta di non ascoltare, ascolta comunque. È l'unico che può punzecchiarlo, che può entrare dentro Mr. X, l'unico è Simone. Però dovete leggere il libro, perché poi non tutto è come appare. No, cioè, dopo io non so, non perché possiamo... se io vado avanti a parlare poi sono sicuro che mi scappa e finisce che è stato il maggiordomo. Cioè. Sì. Quindi non si può. E infatti cioè, sarebbe bello raccontarlo e tutto, però io direi di partire con l'altra canzone e di lasciare Mr. X. E questo è un pezzo spettacolare. Da questa canzone è nato il romanzo. E poi vedrete l'evoluzione di Mr. X. When darkness falls across this old sky, yes, I'll open up for you that night, but still shadows they come. Am I safe in your grasp? Can I be your soul? Oh, strength tonight. I'll wait for the day when you creep to the window and hold me, smash into my life now and hold me. Don't set me free. No, I've waited too long. Yeah, my dying, smash into my life now and hold me, spit into the shell now and hold me, hold me, hold me. When darkness falls across this old sky, yes, I'll open up for you that night, but still shadows they come. Am I safe in your grasp? Can I be your source for strength tonight? I'll wait for the day when you creep to the window and hold me, smash into my life now and hold me. Don't set me free. Oh, I've waited too long. Am I dying? Splash into me someone and hold me, spit into the shell now and hold me, hold me, hold me. Your arms, I know
for your love. Spit into my life. Speak to me, someone. Just speak to me, someone. For I know your taste, and I can't supply. Grazie. Facile da fare questa. No, io lo amo. Questo non era facile da fare. Il ragazzo ha la stoffa del campione. Sì, grande Giacomo. Aria, Cristo, aria in tutte le sue forme possibili, anche insalubre se è il caso. Mi basta essere uscito dai miasmi di quella casa. Ho solo bisogno di aria. La immagazzino nei polmoni come un sub riemerso dopo un viaggio negli abissi, ricoperto di alghe e raccapriccianti creature marine. Il polmone sussurra metallico mentre si chiude con un colpo alle mie spalle. Alzo gli occhi verso la finestra dell'edificio da dove sono appena evaso, con un pugno sul frigorifero e un calcio alla porta d'ingresso. Nemmeno una parola. Silenziato come quei proiettili che implodono una volta raggiunto il bersaglio, risucchiando tutta la carne che li avvolge prima di farne poltiglia. Non avevo bisogno di parole e non mi serviva a nulla per incassare quelle di Elisa e scendere in strada, lontano da quel male acuto. Risucchio a fondo l'odore acre della città. Eccola l'aria. Ha un retrogusto di smog e metallo abbandonato alle intemperie che si attacca alle narici come quelle parole al mio cervello. Tacere per così tanto tempo. Miliardi di secondi dentro una nave pirata. Solo chi è malvagio può riuscire a nasconderci così a lungo una cosa simile che avevo sempre avuto sotto gli occhi. Sì, coglione all'ennesima potenza, pavido coglione. Sarebbe bastato aprire quella merdosa busta, fanculo lei, il suo profumo, aprirla e leggere. Stop! Mai avuto il coraggio di fare nulla io. Mai. Nemmeno quella volta a scuola, quando mi hanno buttato la cartella dal terzo piano dell'istituto. Il prezzo da pagare per venire dalla campagna. Sapevo chi era stato. Non ho mosso un muscolo. Non l'ho detto nemmeno al preside. Ho aspettato la campanella per andare a riprendermela, sperando di ritrovarla intatta. C'era. Ammaccata, ma c'era. Seduto sopra il biglietto della lotteria, dicevano. Come no? La lotteria a orologeria, piena di napalm. Parlava sussurrando. Io no. Nemmeno ascoltavo. Annaspavo, cercando pensieri altri, mentre rigettavo tutto quello che usciva dalla sua bocca, piegato in avanti, proteso verso il suolo, in un disperato tentativo di autodifesa. Mi vedi? Ti vedo sbirciare il marciapiede nascosta dalle tue tende damascate. Ti vedo tra le gocce di pioggia che cominciano a cadere. Sia maledetto il tuo ventre nei secoli a venire. Puttana! Le lacrime gli gorgogliano in gola. E voi? Voi cosa avete da guardarmi? Continuate pure la vostra passeggiata, portate dei vostri impermeabili e i vostri ombrelli neri, difesi dalle vostre misere esistenze, che non sono migliori della mia. Se volete attaccar briga, fatevi sotto. Non aspetto altro. Ho una mano sola, ma la so usare. Corro perdifiato verso il nulla di un'umanità ignara. Milioni di anni di selezione naturale mi hanno portato qui, una domenica mattina, sopra una tavola imbandita di marmellate, mentre una donna si confessava singhiozzando, gocciolando parole che mi si sono aggrappate allo stomaco con degli speroni di dolore. Perché non parli? Diceva. Ti prego, dimmi qualcosa. Diceva. Mi fai paura. Diceva. Un whisky doppio. No, non quella merda per lavarci i piatti, quell'altro, ecco. Che bar del cazzo.
Se volete la guerra sono qui, non chiedo altro, dentro il mezzogiorno di un giorno schifoso. Vendicarsi e rivendicare. Come se un essere umano fosse un pezzo di terreno incolto sul quale scatenare una guerra. Cerco in tasca un fazzoletto, il sudore mi gela il collo, la fronte. Sono uno spasmo nero, un lupo pronto a inseguire la sua preda per secoli. Non c'è redenzione quando ti ficcano in bocca un'ostia al cianuro. Si evince che ha appena letto la lettera. Credo si evinca anche dal pathos con il quale l'ha interpretato. E quindi adesso vi tocca prenderlo per sapere cosa c'era scritto nella Cosa lettera. c'era scritto nella lettera? Una cosa che voglio dire di questo libro, che non abbiamo detto prima, è anche di Michele. Michele è una persona che si sottovaluta un po' perché è un artista tutto tondo. Era un artista quando faceva musica, è un artista Ma era anche quando... un po' un disgraziato. Vabbè. Se dobbiamo dirla tutta. Adesso. Ma Adesso faccio i rocker maledetti lo sono tutti, no? Poi basta passare l'età dei 27 non muori là, via. e via. Questo libro è un libro che nasce in teoria in sordina ed esplode, nel senso che viene pubblicato quando c'è carta carbone, perché appunto le donne sono forti e quindi il Ne trio vedono più noi a vediamo lungo. avanti. Sì, sicuramente. De Mille sicuro. E il trio Anna, Virna, Bruna lo porta a carta carbone e la sua presentazione è l'unica che fa il tutto esaurito. Dopo neanche 2 settimane è 16° su Amazon. No, il giorno dopo, quando è andato l'avviso che usciva, abbiamo detto in rete che usciva, era tra le novità, era il numero 16, era arrivato al numero 16 delle novità di Amazon la domenica. E questo non perché dietro ci fosse una grande casa editrice che fa tam tam, ma perché la gente faceva tam tam. Era stato un passaparola. E noi sappiamo che le cose che valgono non vengono decise da chi sta in alto, ma da noi che stiamo in basso, e quindi in questo caso da chi legge. Questo libro io l'ho letto in un momento difficile della mia vita e mi ha aiutato. E come ha detto, e adesso lo facciamo di nuovo, Carlotto martedì sera, quando ha detto che i romanzi ti cercano quando li devi scrivere, i romanzi ti cercano anche quando tu ne hai bisogno. E... Ti stai commuovendo? Sì. E ti aiutano. Vuoi che facciamo un pezzo rock io? Dopo lo facciamo. E ti aiutano. E quindi, come ho detto appunto anche l'anno scorso del libro di Malaguti, che era una carezza per l'anima, anche questo non è solo una carezza, questo qua è qualcosa che ti pulisce dentro e ti fa andare avanti. Quindi vi consiglio questo libro. Non solo perché siamo amici, ma perché è bello. Ma siamo diventati amici tramite il libro. È già questo, tanta roba. Fino a cosa? Fino a marzo, prima di marzo non conoscevo Sonia. E adesso non non possiamo più vivere una senza l'altra. l'altra. Mi ha scritto, l'ho letto il tuo libro. Pam, perché lei non è che Vieni arriva... alla mia rassegna. Ho letto il tuo libro, da farti do domande. Sono qua, volentieri. Ti ho trovato 3 difetti, ti ho detto pure quello. Sì. E poi ho trovato fichissimo che citasse Mary Bolen invece che Anna Bolena. Maria Bolena è la sorella di Anna Bolena, che era molto tosta, era forte e nessuno parla mai di lei. In questo libro invece di... Mi ricordo neanche, sì. Invece di Anna è citata Maria Bolena. Sì. Quindi questo è il consiglio che io vi do. Consiglio di lettura, vi dico di leggerlo, di prenderlo, di godervelo. Il titolo, spiegaglielo. Mai da Vale, mai da Valle. Noi lo diciamo in italiano. Perché noi siamo maccheronici. È un quartiere di Londra, perché i due, quando stavano a letto 8 anni prima, facevano questo gioco. Facevano il gioco. Mr. X teneva sul portafoglio una mappa della metropolitana di Londra. E anche questa è una metafora banalotta, ma l'ho messa dentro perché per me la metropolitana è una sorta di proiezione delle relazioni. La metropolitana è utilissima, ma succede tutto sottoterra, come gran parte delle relazioni. Cioè, è come un iceberg, una parte emerge mentre 3/4 rimane sotto. Allora facevano sto gioco di storpiare le fermate della metropolitana in italiano. Mai da Vale era mai da
vale nel senso di Valentina, non andiamo mai da Valentina, erano tutti questi giochi di parola, sarebbe mai Javeil per fare, ma noi lo diciamo in italiano. Come per noi Rua de Janeiro e Coney Island parlando di Conegliano. Coney Island Baby, esatto, sì. E anticipiamo, prima o poi ci sarà un'altra stazione della metropolitana. Io l'ho aperta, dopo bisogna vedere se il sindaco viene a tagliare. Esatto, quindi sappiate che ci sarà un seguito con un'altra stazione della metropolitana che è un che altro parlerà gioco di ancora parole. di questi personaggi. Quindi leggetevi questo e fate pressing perché arrivi il seguito, o il prequel. Più che sequel, è un prequel? Adesso non posso dire. Non possiamo dire? Cioè è precedente per ovvi motivi. Sono gli 8 anni prima. Cosa accadde negli 8 anni prima? Ma mi fermo qui a... Sì, avete domande? No, possiamo andare a bere. No, dai, avete domande? Dai, facciamo queste le domande, che quest'anno facciamo questa cosa, le domande. Sì, poi alla fine vorrei dire io una cosina, ma dopo, perché io sono diesel, in grano dopo. Non ci sono come a scuola? E allora dillo tu quello che volevi dire. Beh, io volevo fare dei ringraziamenti doverosi e volevo fare un'esortazione alle numerose persone che sono qua. Da fuori, non voglio essere offensivo, che mi prendiate per offensivo. Voi non vi rendete conto che cosa siete riusciti a mettere in piedi in una cittadina piccola, perché obiettivamente e oggettivamente cosa siete riusciti a mettere in piedi? Uno, avete un panorama geografico che è inestimabile. Due, riuscite, pro loco, Arcangelo, il comune, tutte le cantine che danno la disponibilità. Adesso si dice location. Loro, ma lui lo prendo alla fine, lui Giacomo. Io la chiamo, in maniera molto amichevole, la chiamo il Caterpillar culturale, la Sonia. Avete creato una sinergia che vi faccio un esempio, dopo non voglio tirarlo. Ieri io arrivo, viene avanti e io gli faccio, sembrava un siparietto, Sonia, ho un problema. Cosa c'è? Devo andare a comprare un costume perché io sia a piscina. Dai, andiamo a togliere il costume, mi ha portato a Decathlon, ho comprato un costume, sono andato a mangiare a casa sua, poi mi ha mollato in piscina, vengo torta ai 7. Mai problemi, solo soluzioni. Ed è tra la proloco che la cultura alla fine ripaga. Ci vuole tempo perché è difficile, non è mai immediata la cultura, i libri soprattutto, le canzoni di più. Però è spettacolare quello che siete riusciti a creare. Quindi io vi ringrazio per essere stato scelto in mezzo a un parterre de roi di nomi pazzeschi. Ringrazio Sonia e non so come faccia a fare tutte queste cose e ringrazio la Proloco, la cantina. E volevo chiamare qua però quel talento per finire perché... Vieni qua. Cioè, a 15 anni mi fai Peter Gabriel? Sì, lo conosco, a 15 anni. Mi fai Velvet Underground? Sì, beh, certo, li conosco. Mi fai Gin? Aspetta che guardo, dopo 3 giorni. E Gin? Sì, è facile, la faccio. 15 anni. Un applauso per Giacomo. Qui mi aggiungo, io avevo scelto Giacomo subito, immediatamente per la sua serata, perché lo conosco, perché siamo amici e perché so cosa significhi la musica per lui. Poi quando ho letto le curiosità su Giampaolo Simi, che sarà il nostro ospite domenica, ho letto che suona in una cover band e quindi ho detto a Giacomo è tuo pure quello. Poi in teoria dovevo avere una marea di gente che veniva a suonare, che qua, che là, ma no, ma ho l'esame, ho questo o l'altro, mi ha lasciato a piedi 10 giorni prima che cominciasse tutto. Al che scrivo a Giacomo e dico Giacomo mi servi l'8 e lui sì. E lui è Mr. Wolf, e io gli ho scritto problemi. Ti voglio bene. Così si fa. Vieni avanti Giacomo. Sei un grande Giacomo. E questa rassegna non serve solo per promuovere, serve per promuovere il territorio, per promuovere San Pietro di Feletto, che tra l'altro oggi abbiamo scoperto che
essendo finiti nell'agenda Sellerio in tutta Italia, adesso sanno dove si trovi San Pietro di Feletto. E adesso puoi toglierti anche magari qualche sassolino dalla scarpa tra un po', no? Tra un po' magari il prossimo anno riesco a togliermi quei sassolini. Non sta a fare scampato usato. No, questo è nostro, questo è nostro. A meno che non ce lo porti via quel signore lì, ma se no questo è nostro. E non è solo leggere libri, presentare libri, perché poi presentiamo il libro relativamente, noi presentiamo gli autori, perché anche l'anno scorso abbiamo invitato autori che avevano scritto il loro libro 3 anni prima. Noi presentiamo persone che vogliono regalare emozioni agli altri e tra queste persone abbiamo anche i ragazzi che recitano, che fanno parte delle compagnie teatrali. Un applauso anche ai... che causa Covid sono rimasti fermi 3 anni praticamente e comunque non è che se la spassassero neanche prima, perché tra TV questo e l'altro magari la gente non si alza per andare in teatro, sono persone che comunque fanno anche un altro lavoro eppure la loro passione li porta a studiare, a regalare emozioni e in questa cosa mi hanno aiutato tantissimo perché hanno fatto un gruppo fra di loro in cui anche loro mi hanno risolto problemi, mi serviva una canzone al volo, chitarra e voce e loro in una giornata se la sono imparata e ci hanno fatto un figurone. Siamo riusciti a far commuovere Massimo Carlotto e non è facile. E poi noi abbiamo i talenti, e i talenti sono i giovani che ci dicono sempre sì, perché lui ha 15 anni e ha detto subito sì. I ragazzi che vengono a fare le foto sono del 99, gli abbiamo chiesto vieni a farmi le foto, sì. I giovani ci dicono sempre sì, e magari dovremmo imparare un po' da loro. Ringrazio in contumacia le 3 donne che non ci sono. Le nostre 3 donne. Le ringrazio in contumacia perché noi siamo una piccola chiesetta di campagna. Bruna Graziani, che è stata l'editor, Anna Agnoletti, Virna Condotta, e lì c'è un grandissimo attore di teatro che fa le letture, che è Francesco Zanolla, che è il nostro lettore per... Adesso lasciamo la parola a Riccardo. Adesso lasciamo, sì, perché qua sta diventando caramba. Ma voi che siete stati sorpresa. bravissimi, io non ho più niente da dire, anzi avete detto delle cose di un peso enorme Pesanti, questa sera. No, un peso enorme ma meraviglioso, questo volevo dire, perché è vero, i giovani, il talento, ce n'è tanto nel territorio e anche attraverso queste serate, queste manifestazioni si riesce a dare spazio a chi magari fa un po' fatica ad avere questo spazio che è meritatissimo. Infatti. Quindi grazie Michele, grazie a voi. infinite di essere qui con Grazie noi. a voi. Grazie Sonia, grazie alla Proloco, grazie a voi per aver partecipato. Io Ringraziamo anche le zanzare che stasera insomma, ci hanno fatto hanno compagnia. partecipato. Evidentemente erano interessate anche loro a tutto questo racconto. Quindi io vi do appuntamento, Sonia, anzi diamolo insieme. Domenica? Siamo domenica 5. Presso Ca del Poggio, Sì. con Giampaolo Simi che viene a presentarci il suo ultimo lavoro per Sellerio, Senza dirci addio, uscito il 19 maggio, perché noi abbiamo i fighi che vengono a presentare da noi per le prime volte. Oh. E allora grazie di nuovo a tutti, ci vediamo domenica, diamo spazio a un brindisi, facciamo Certo che cin cin. Grazie a tutti, buonanotte. I libri da Tu comprare scappa se subito vogliono. lì. Sì, ma io Per il libro, se lo volete, abbiamo il nostro super Riccardo, che adesso arriverà alla velocità della luce, per soddisfare le vostre richieste. Allora vado qua.